Nel primo trimestre del 2020 il PIL nell'area dell'euro è sceso del 3,6% e del 3,2% nell'Unione Europea rispetto al trimestre precedente. È la stima pubblicata da Eurostat. Si tratta del calo più marcato dall'inizio delle serie storiche nel 1995. Sul dato incidono le chiusure adottate dagli Stati membri a marzo per affrontare l'emergenza Covid-19. Nel quarto trimestre del 2019 il PIL era cresciuto dello 0,1% sia nell'area dell'euro che nell'Unione Europea. Su base annua nel terzo trimestre 2020 la flessione è stata del 3,1% nell'Eurozona e del 2,6% nell'Unione Europea. Le dinamiche del mercato del lavoro nel primo trimestre 2020 risentono fortemente dell'emergenza sanitaria. L'Istat mette in luce come il numero di occupati sia sceso di 101.000 unità rispetto al trimestre precedente, un calo dello 0,4%. L'input di lavoro misurato dalle ore lavorate registra una forte diminuzione, superiore al 7% sia rispetto al trimestre precedente che su base annua. Il tasso di occupazione è pari al 58,8%, in diminuzione di 0,2 punti rispetto al quarto trimestre 2019. I contagi da nuovo coronavirus di origine professionale denunciati all'INAIL alla data del 31 maggio sono 47.022, 3.623 in più rispetto al monitoraggio precedente del 15 maggio. I casi mortali sono 208, pari a circa il 40% del totale dei decessi sul lavoro denunciati all'INAIL nel periodo preso in esame e concentrati nei mesi di marzo e aprile. Il settore della sanità e assistenza sociale registra insieme agli organismi pubblici preposti alla sanità l'81,6% delle denunce e il 39,3% dei casi mortali. Seguono i servizi di vigilanza, pulizia, call center, il settore manifatturiero, le attività di alloggio e ristorazione e il commercio. Lunedì 15 giugno torna operativo il Terminal 1 di Milano Malpensa. Chiude il Terminal 2, unica infrastruttura aeroportuale della Lombardia che dal 16 marzo, a seguito dell'emergenza sanitaria Covid-19, ha continuato a garantire le connessioni per i passeggeri e la circolazione delle merci all'interno del nostro paese. Lo spostamento al Terminal 1, spiega SEA, è necessario a seguito dell'aumento dei voli offerti dalle compagnie aeree che a partire dal 3 giugno ha portato a registrare una lieve ripresa del traffico, passato dai 3.000 passeggeri della settimana dal 6 al 12 aprile ai 22.396 della settimana dall'1 al 7 giugno.